Ah. Continuiamo un attimo con la nostra interview. Ricominciamo a passeggiare, ti diamo un attimo di respiro. Tu, esatto, devi continuare a passeggiare così. Ok. Allora, quanto ha cambiato la tua vita Amici? Tanto? Ed ora, sentirtelo nominare, è diventato una sorta di leitmotiv che non sopporti oppure è qualcosa ormai che è diventato parte della tua vita e magari rispondimi tu, perché sennò non smetto più di parlare. Che dire, Amici fa parte di me. Ho fatto Amici due anni fa, quindi mi piace parlarne perché è un'esperienza stupenda che ho fatto e la rifarei altre 1000 volte. E quindi va bene, ho risposto. Potrei dire di sì, perché è un po' quello che vorremmo sentire. C'è qualcuno che dice, ma sai, chi fa Amici poi tenta di rinnegarlo, e io invece credo sia la cosa giusta da fare. Ma no, ma cioè, allora, c'è un discorso lungo da fare. Io prima ho fatto molto teatro, quindi la televisione non la guardavo mai. Teatro dove? Teatro a Reggio Emilia quando stavo in compagnia. Però, cioè io credo che comunque vali, se sei un artista, non importa da dove vieni e da quello che fai, mai rimangare il passato, insomma, devi sempre, non so che dire, però sicuramente quello che sei è frutto di quello che è stato. Esatto, grazie che mi hai dato una mano. Un applauso per favore. No, lei piange, no. Ma guarda che rimane qua ancora un po', ci avviciniamo nel frattempo. Quindi che rapporto hai con i tuoi fan? Nel senso? Bello, stanno tutti qua, mi seguono sempre e come sempre, parlo un po' così oggi. Come sempre colgo l'occasione per dire a loro grazie, perché se io oggi sono qui è grazie a tutti coloro che vengono a vedermi e che mi sostengono. Grazie mille. Allora fatemi un applauso per questo grazie.